Padova si prepara un Ferragosto secondo tradizione, la notte dei fuochi in Prato della Valle, musei aperti per i turisti e per chi resta in città. Tutti aperti per vacanza con i consueti orari, i principali poli culturali di Padova dal Museo Remitani a Palazzo Zuckerman, dal Palazzo della Ragione al Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea al Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi, che prevederanno l'ingresso gratuito per i residenti in città e nella provincia. Aperti anche gli 8 siti dell'URBS Picta riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità giusto un anno fa, compresa la Cappella degli Scrovegni. Per questi è necessario il ticket, disponibile anche il biglietto unico URBS Picta Card. Spostandoci sui colli, aperta dar qua la casa di Francesco Petrarca. Ma resta grande l'attesa per la notte di Ferragosto, quando, dopo 2 anni di Covid, i fuochi, un inno alla pace, rischiareranno a 30 minuti dalla mezzanotte il cielo di Padova sopra Prato della Valle, pronto a tornare a riempirsi per salutare il giro di boa dell'estate.